Bella raga, ciao a tutti dal Commendone Veneziano, siamo nella stagione 88-89 e siamo a 58-23, sempre bei record ovviamente, è chiaro che vediamo le classifiche NBA, siamo primi ovviamente, però andiamo a vedere a Ovest. I Clippers sono 58, siamo là, cazzo. Bene, però i Clippers non sembrano più la potenza mostruosa, hanno ancora Magic e Air Jordan, però vediamo se è sto fottutissimo anno buono per portare a casa tutto. Andiamo a vedere le storia Lega. Ecco, vabbè, abbiamo capito che Magic è devastante, ho vinto solo con Larry Bird il primo anno l'MVP e basta. Matricola, vabbè, Reggie Miller, sesto uomo, difensore Olajuwon e va bene. Qua Magic ha vinto 1, 2, 3, 5 titoli consecutivi, cioè pazzesco. Il primo anche Michael Jordan, ovviamente. Capi classifica, Magic Johnson addirittura a punti, Bill Lambert rimbalzi, John Stockton assist, John Stockton sta cominciando a dominare la scena. Palle rubate Michele, Hakim stoppate, Jeu de Mars minuti, Johnson poi. Ok. Raga, andiamo e poi devo vincere almeno una, che cazzo. Ok. Magic Johnson l'ennesimo MVP. Danny Manning matricola. Reggie Williams sesto uomo. Hakim Olajuwon ancora difensore dell'anno. Maxi Box, giocatore più migliorato, grande, il giocatore più piccolo della storia. Marty Shaney, allenatore. Oh cazzo, l'ho vinto io allenatore, bene. E Sidney Manning, amministratore. Attenzione, qualcosa vorrà più dire. Va bene. Andiamo, siamo contro New Jersey. E adesso vediamo se riusciamo a vincere un titolo. Guarda che può anche andare fuori Magic, non mi interessa vincerlo per forza contro di lui. Però devo vincere almeno uno con Larry per chiudere bene, cioè perché non posso perdere, ho perso già 3 finali ragazzi in 5 anni, cioè non è molto bella la cosa. Solo che sbaglio i playoff si svegliano, però stavolta il fattore campo ce l'ho io con i Clippers, se vanno in finale con i Clippers. Se andiamo in finale con i Clippers. Dai, la squadra sembra esserci. L'importante è concedere più minuti a Patty Ewing e a Larry Bird, devo modificare un po' il... Steve Kerr sta migliorando molto, lo stiamo allenando bene, i Clippers sono già passati ovviamente. Sì, sì. Ok, Steve Kerr 78, Bird torna su, è uno squadrone, cioè è possibile che riesca a portarla a casa. Ah, Dio mio. Ok, i Clippers siamo i primi che siamo passati. Simula turno, boom boom boom. Ok, Seattle, Golden State, Houston, vabbè, Clippers, Houston, bella squadra. Houston di Stockton Malone. Dai, siamo contro i Bulls di Hakeem Olajuwon. Attenzione, partiamo male, partiamo malissimo. No, fiori, cominciano già le panicate. E invece vinciamo noi Clippers, vincono a gara 1. Niente. Cioè, Magic sta diventando la mia ossessione. Sì, ma Magic è nato con Jordan, cazzo, ai Clippers, dai Lakers, cioè veramente, cioè, voleva proprio voleva proprio distruggere la Lega, cazzo, vogliono. Vinciamo anche gara 2, questo è positivo. Attenzione, 2-1, 2-1 tra Houston e Clippers. Noi stiamo andando anche bene. Ah, buono. 3-0. 3-1 i Clippers. C'è niente da fare, ragazzi. Magic vuole l'ennesima finale, ragazzi. Cioè, sta diventando il GOAT proprio. E Seattle, beh, Seattle comunque è una squadra rognosa, eh. Seattle di Reggie Killer Miller, i Clippers, Boston, Milwaukee. Adesso vediamo, ci sono sorprese, speriamo di passare agevolmente. Qua lotta veramente dura. Buono, gara 1 è nostra. Tanto Seattle vince gara 1. Dai, basta Magic, ti prego, deve finire l'epopea. Attenzione. E vinciamo anche gara 2. Perché Seattle è forte, eh? Forse c'è anche il fattore campo. Seattle 2-0, infatti, attenzione, rischiamo di non avere il fattore campo neanche stavolta. Incredibile. Incredibile. Noi stiamo dominando sti playoff comunque, eh?
I Clippers però fanno 2-1, dai, fateli stancare, cazzo. Noi stiamo giocando comunque dei playoff importanti. Vediamo se riesco a portare a casa un cazzo di titolo. Ed è ancora 4-2, ancora contro Magic, però il fattore campo è nostro stavolta. Io non ne posso più, non ne posso più. La squadra però sembra un po' meno, cioè siamo superiori ragazzi, sì, il playmaker, Steve Kerr, sono preso un rischio, però cazzo ci ha portato in finale. Basketball's biggest Vai. stage, the NBA Finals. It begins here, and 2K Sports is Bisogna partire chiaramente bene, cioè imparate a partire con un 2-0. Allora, vediamo. No, ma non è possibile. Non è possibile. Cioè, non posso vincere, non ci credo. Sta diventando un po' ridicolo, però è che non ne posso vincere una di serie. Sembra veramente i Celtic e i Lakers negli anni di Bill Russell. Cioè, siamo ridicoli, cazzo. Facciamo così stavolta, scusa un attimo. Che mi sono rotto ben bene il cazzo. E non cambia niente. Vara. Non ci credo, perdo anche questa, Dio. Incredibile. E stiamo vincendo questa, che bello. Una la vinciamo anche bene, ma bisogna vincere anche questa. Fammi andare vicino almeno, cazzo, però che stiamo un po' così, dobbiamo seguire meglio, Fiorino. Dai ragazzi, no, io sono tesissimo, cioè, sono iperteso proprio. Dai che è in mano nostra, dai che è in mano nostra, dai. No, attenzione. No, sì. Ci riprendiamo il fattore campo. Ce lo riprendiamo, cazzo. Bello, mi piace sto parziale. Dio Cristo. Non siamo capaci, che aveva il fattore campo, perdiamo in casa. Non ho parole. Niente, sempre così. Sempre loro in vantaggio, sempre loro in vantaggio. Posso perdere la sesta finale, la quarta in 6 anni, cazzo. C'è una tensione devastante, ragazzi. Punto a punto, qua è qua che si gioca tutto. Nella gara 5, niente, torniamo in svantaggio. Vai. Più 2 a lei. Adesso dobbiamo dare tutto, ragazzi. Dobbiamo vincere gara 5, secondo me. È la chiave. Bird against Carter. Bird kicks to Grant. Back to Bird. To the paint. Wants to get it to Grant. Mamma mia. Outside, Scott. Ma no, ma li ho selezionati tutti, non ci credo. Non capivo perché avevo questo problema. Fallo. Scusate ragazzi, non posso cambiarla sta cosa ogni tanto. Che ogni tanto deve sbagliarsi sta cosa. Dai. You also can't ignore the good job they've done rebounding on the offensive end tonight. That hustle has been well rewarded with second chance points. No. Grandi, dai. Dai che il nostro anno, vai Scott. Solo sfruttiamo sta cosa che avevano tutti i giocatori.
Johnson's got Vai 21 in the Fiori. game. And when Magic Abbiamo finds Steve his Kerr, rhythm, ragazzi, he's a sfruttiamolo wrecking Kerr. ball on offense, capable of scoring in so many ways. Siete fatti lunghi da 3 anche no. Ewing finds Grant. The Celtics working the ball around now. Bird right side. Horace Grant. And Ed there's è ora Grant. se ci ritengo io un'altra cosa. Chiaramente mi spiace, la prossima partita torniamo solo con Larry, però non ne avrei perse 3 su 5. Johnson against Curry. Dobbiamo rendere l'esperienza più difficile, ci sta. Questa va vinta però. No! And the shot goes in. Si cambia poco comunque, questi qua le mettono. Vai Steve Kerr, che lo porteremo, Steve Kerr lo voglio portare alla grande, ve lo dico. He's capable of dominating because of Grande Inside, Steve. Grant. Great Ora shot to lay Grant. big bucket from Horace Grant. No fear, even when the lights La 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 Johnson la. now defended by Credo che Grant. Magic e Kerr, è chiaro che è una sfida un po' impari. From the baseline. And here come on the assist by Cambia Magic poco Johnson. comunque, cambia. Johnson's got 9 assists in the game. Great passer. Dai Steve. Johnson against Curry. Mamma mia che azioni. Yes. That's good. And the Kerr, Celtics lead by Grant. 3. That's a heads-up play by Kerr, finding the open man and getting him the ball on time and on target. Well done. Down low. And Ewing Grandissimo Pat. No, questa se la merita però, mi dispiace. Filtri era addirittura, no, Filtri era sì, figata. Se la merita Pat. Aspetta. Eccola qua. Aspetta un attimo. Nascondi. No. Aspetta. Ok. Eccola qua, proprio così deve essere. Vediamo se riusciamo. Aspetta. La voglio così. Pat sarà l'immagine. Vai. Yes, boom boom. È un'altra cosa con il Puma che giocano, riconoscerlo. Scott has confidence in himself to very big shots. Johnson dishes to Walton. Però è chiaro che le prossime partite devo tornare come prima, se no ha poco senso. He drops it in from the low post. Walton's Grande got 4 Walton. points this quarter. Walton. No denying that Bill Walton's a big game player, excelling in the pressure moment. Ewing a screen on Johnson. Kerr the pass to Bird. Kerr outside. To the inside. Grandissimo Kerr. And the shot is Mamma good. mia. Very impressive stuff from Grant. Kerr Grant, Tremendous ragazzi. Kerr concentration. And so it's Johnson who brings the ball up for Los Angeles. There's the try. No, Grant suppata strepitosa. Second chance effort. Sbaglia Magic ancora per i Clippers. And finally they hit one. Non mollano, non Mix up mollano. defensively there. Way too easy inside. And in a close game, those can come back to haunt you. Grant with the screen on Johnson. Kerr, Grant. grande. Ma non ci credo che... Ah, se la sbaglia Horace. 116 left Kerr! in the fourth quarter. Mamma mia. Cummings against Bird. Cummings kicks to Johnson. And the foul. Fallo di Kenny Bird. That is his first foul of the game. 3 di vantaggio, ma comunque. 106 left to play in the final quarter. Here's Johnson. And the sheer Ci size credo questo of rimbalzo the pesante. especially when he's all over you like that. Talking Non about mollano nuts in the questi, clutch. non mollano. Great to see him come through right there. Big time shot for sure. It's got to help his confidence as well as his team. Now here's Kerr. Niente, la premiata ditta Grant Kerr. For him. When you gotta have a hoop, Grant is a very good option because he can just play bully ball and get into his shot. And the Clippers call time here. They trail by 3. There's 49 seconds left in the fourth quarter. A moment now. Vedo che entra poco nelle rotazioni Petrovic. Ancora presto. No! Mamma mia, sti qua escono escono così dal time out.
Steve. Diamo Rush! Diamo Grant! That's the hustle you get with Grant. Terrific at hitting the glass with purpose. Carte di Kerr da 3, però no, cazzo, uno dei più grandi tiratori. They're down by 3. 36 seconds left in the fourth. 36 seconds left to play here. Fallo. Che fallo sempre. Questo è inaccettabile. Magic mette il 22esimo punto, 10 assist. Che giocatore. Magic is very consistent and clutch from the line. But the question Sempre un più remains uno. now, will the stakes here be enough? Poi difende malissimo però il Clippers. Now here's Curry. Scott dishes to Curry. So they Fallo foul sull'R. intentionally. Terry Cummings. Second personal foul. Fifth team foul. So the first one MVP. MVP. And you know, these moments Bird lo vuole sto titolo. at all. He enjoys being the guy to take the critical shot because he's got ultra confidence in himself. Vedo che ho messo una bella squadretta, ho fatto. Gets them all and E makes con le scelte ho portato anche Box, che purtroppo non ho potuto però tenerlo perché non sono entrati Charlotte e Miami e non potevo tenere anche lui in protetto, quindi ce l'ho preso Miami. Non l'avrei tenuto volentieri, una buona riserva come playmaker. Magic fa una giocata mostruosa. Ma la sbaglia, godo. Fallo. He just seems to be out of gas in this head. I'm not sure what he needs to Fallo get di to Walker. Scott. They want to extend this game. That's why they did what they did there. Yeah, so they had to foul there. Need a little Il look. Garden è tesissimo, non ce la fa più a perdere il Garden. Sembra il contrario con Bill Russell Huge free throws there. So now Jerry they're in a West. two-possession game. No time to waste here. Hanno They've perso, got mi sembra 8-9 di right now. No rule there. They need to execute. No. No, ti prego. They get it back. And here's Johnson outside. No, gli ha tolto il fa. 4-point play right there. He'll go to the line with a chance for three. Magic, It's going to go on Steve il primo dentro, forse altri due liberi, That shrinks the margin to just 4. You know, the No, solo combination due. of size, speed, and length that Johnson has really pretty unique for a point guard. And now there's Fallo su Kerr. intentional. Magic devo Johnson. mettere almeno uno del fa. Personal foul. He hits the Yes, first one, and that gives them a 4-point cushion. Mamma mia, raga, andiamo sul 3-2. And Steve so he Kerr. drops them both. It's a 5-point game. Clutch free throws. Prima volta che siamo in vantaggio in una serie per le finali contro Magic, sia lo Clippers o Lakers. Bravi. And that concludes our coverage of Game 5 of the NBA. Larry è ancora teso. Manca ancora troppo. Grande Kuma però, grande Kuma. Piccolo vantaggio è che giocavo con tutti, scusate. Allora, opzioni, impostazioni, posizione. Tanto si bugga, so stronzo. Larry Bird. Ok. Vi prego, raga. Mamma mia, sembra la volta buona, ragazzi. Vai. Andiamo a prenderci l'anello, andiamo a prenderci l'anello, andiamo a prenderci l'anello. La 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 la. 1:16 left here in the Di fourth senti in quarter. silenzio adesso a Los Angeles, finalmente, fioi. Fires No, from questo the due di wing. merda però. Powell pulls it in. Very surprising veramente that he gave osceno. away empty there, especially given room Calma, to che non sa operate. mai. And so another incredible Bravissimo, final Pat. draws to a close, and the fans are already cheering for the Celtics. Clark, it seemed like they did everything well tonight. Yeah, you could point to a lot of things, Kevin. You could talk game plan, you could talk execution, but they were just a more talented team. That's what the Oh, deal eccolo was. quadrato in They got grande. the job done in a big way here in Game 6. And I think they're Larry, starting to solo count their rete. games on the Larry O'Brien Trophy. And one of the key Silenzio, components to Beppe. this victory, if not the E biggest, siamo was noi, the siamo incredible noi, performance campioni of del Larry mondo, Bird. siamo noi, You know, getting a finalmente. Oh. triple-double isn't easy Cazzo. because I never had one of those, but somehow he made it. Forse è tardi per la dinastia Bird. How versatile this game is. Non è più giovanissimo, però intanto il secondo titolo in carriera arriva. Il primo l'ho Won't vinto see io. that from him very often. Grant finds Bird.
2-second difference between shot Oh, clock che and game. erroraccio. Grande Magic che non molla, ovviamente. Just ends his night a tad early. Fifth team foul. Entrano le seconde linee. And the Boston Celtics have done it. That's They are now the NBA Ed è finita, champions. ragazzi, vinciamo proprio a Los Angeles. all fans for making it out to Oh, tonight's to be event. crowned a champion on the Campione. road. Eccolo, guardalo Bird. Se lo That merita. was so Primo titolo che per emotional, Pat and so Ewing, in this Steve game, Kerr. you've beaten the team, Horace and Grant. you've conquered everything that this lo dico great io. arena holds. Yeah, it's a bittersweet moment for the home crowd. But all full credit to the visitors and the amazing job they did to never lose Sbaglio non l'ho focus vista or in giro, drive. And boy, this is the moment they've been working towards all season long. Perché non l'ho vista in And giro? even if they don't get to Effettivamente. celebrate in front of their home Guarda fans, che finalmente that per does Bird è not take un'emozione. anything away from the satisfaction. Now, let's take you to the presentation of the Larry O'Brien Trophy. NBA Commissioner Julian Bianchi. Campeones, ale, ale, ale. Grandi, raga. E Bird, l'MVP più grande Stern, MVP delle Finals. Grande Larry, finalmente, cazzo. Piange Larry. Il triplone della vittoria. E Larry vince il secondo titolo dopo 5 finali persi. No, dopo 3 finali persi in 5 anni. Ok. Larry Bird MVP con 24 di media, 8 rimbalzi, 7 assist, una palla recuperata, una stoppata. Ale, 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 ale. Ok. Perfetto. Vediamo chi si ritira. Ah, proprio Bill Walton si è ritirato, ha perso in finale. Ok. Però non ho visto una cosa, cazzo. Vediamo un attimo il roster. MJ non l'ho visto, cazzo. Non era infortunato, però. Vabbè. Meglio, meglio, meglio. Vediamo MJ. Per il momento c'ha 2 titoli NBA, 6 All-Star già. Buono, 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 buono. Sì, ma che cazzo sto dicendo? Canning, eccolo qua. 2 campioni, 4 All-Star. Infatti mi pareva impossibile. Grande Michael Jeffrey. Bene, bene, bene. Ritiro giocatori, ok. Ritiri staff. Peccato non avere lo staff reale, cazzo. Ritiri maglie. Jamal Wilkels, LA. Cambiamenti storici. Espansione arriva Orlando. Espansione arriva i Timberwolves. Immagine Miami cambiata. Ok. Noi non cambiamo un cazzo. Riunioni Lega. Va bene. Cambia ancora la struttura. E va bene. Lotteria draft. I Piston hanno la prima scelta. Vediamo. Noi la nostra prima, vabbè sì, la 27esima siamo campioni, quindi ci sta. Vai, vai. Draft Combine. Elementi pre-draft. Vediamo quale sarà la prima espansione. Ah, l'espansione. Chi proteggiamo? Cazzo. E basta? Ma diciamo che è finita... Scusa un attimo. Cioè... Boh. Ah, ok. A questo punto libererei Scott, che è il più vecchio. Tanto ci sono dei cambiamenti, Vediamo l'espansione. Scott subito i Timberwolves, ovviamente. Magic, Raymond, Houston, Richmond. Vabbè, ce ne fotte sinceramente di questi. Draft NBA. David Stern. Vediamo chi sarà la prima scelta di Pistons. Tim Hardaway. In New York si pigliano Glenn Rice.
I Nuggets, Stacey King. Minnesota, Dana Barros. Orlando, Sean Kemp, cazzo, Sean Kemp con la quinta scelta. Vlado e Divac a Cleveland. Indiana, Blue Edwards. Utah, Sean Elliott, sì, dai. San Antonio, Cliff Robinson. In Miami, Josh Griffin. Vabbè, questi sono Pervis Elvinson. Va bene. Vabbè, qua non avremo molti giocatori, ma ci sta. Beh, cazzo, Dino Raja? Giocatore che mi è sempre piaciuto. E BG Armstrong. C'ho Dino Raja, ma prendiamo Dino Raja, può sempre esserci utile Dino Raja. Ok, andiamo. Ok, Tim Hardaway, prima scelta assoluta dei Pistons. Io avrei preso Kemp comunque. Dino Raja, ok, questo anche no. Va bene. Attenzione, Magic Johnson rifiuta di stare, vedi, dopo la sconfitta, presto accettano dei big. Dove andrà a finire Magic? Ok, Pat, va bene. Oddio, no, se non può andarsene Larry. Ok, Larry lo teniamo, 5 anni, quanti anni ha? 32, dai, anche giusto. Pensa a portare, dai, potremmo tentare l'impresa Magic e Bird insieme, io ci provo. Anche Pat Ewing. Ai ai ai. Carmalone, madonna quanti. Anche Carmalone potrebbe andare via, eh. Allora. Bel casino adesso. Magic Johnson vai Washington Bullets. Bird vai Sacramento, cazzo, mamma mia, cambia tutto. Allora ragazzi, vi dico già che con la vittoria di Bird ci sarà il cambio anche per il Cume adesso, quindi ci sarà un cambio, prenderò un altro giocatore, adesso vi dico anche chi, e ci sarà la rivoluzione ovviamente perché posso decidere, visto che non è una matricola, di cambiare squadra. Quindi anche Bird se ne va, finisce l'era Magic che sta per finire anche nella realtà, quindi almeno il titolo l'ho vinto, è perfetto, ciao. Solo che Boston sarà da rifondare, cazzo. Non mi aspettavo il rifiuto di Bird, sinceramente. Mamma mia, beh, comunque li teniamo con Raja, Kerr, Petrovic, Grant e Ewing. Dovrà veramente rifondare Boston, sinceramente. Vabbè, staremo a vedere. Summer League. Non ho mai vinto in carriera una Summer League. Ecco. Ok, adesso un attimo solo. Eccoci qua ragazzi, stiamo alla stagione 89-90 e ho scelto, chiaramente dovevo scegliere Air Jordan come secondo giocatore di questa modalità Mairas e sinceramente l'ho portato a Chicago. Adesso voglio creare una dinastia con Chicago, lasciatemelo fare ragazzi, so che c'è stato anche nella realtà, ma avevo questo pallino e vediamo. C'è da dire che di scambi non posso farli perché ho dei giocatori bloccati che sono appena arrivati fino al 24 dicembre, però intanto la squadra non è male. Sono ritrovato a Kim Olajuwon, un centrale devastante,
Dopo abbiamo Luis Long che non mi convince, anche Chris Mullin che non mi fa impazzire. Non possiamo fare altri scambi, quindi abbiamo un 70 come alla grande e sto Mullin che però non mi piace troppo. Ho preso Steve Kerr come playmaker, ma avevo poche possibilità. L'unico scambio che sono riuscito a fare è prendere appunto Michael Jeffrey, che adesso è ai Bulls. Vediamo cosa combiniamo, ragazzi. La squadra non è da titolo, ovviamente, ci vorrà qualche anno, però salutiamo Larry Bird che è andato a Sacramento. Vabbè, se andiamo a vedere i roster. Ecco, i Cavs con Pippen e Divac che è appena arrivato, e sinceramente Scottie Pippen vorrei portarlo a Chicago per fare un po' la super dinastia. Potrei tentare dopo il 24 di dicembre. Nei Boston li lasciamo comunque, insomma, non benissimo, neanche male, ma d'altronde Bird è voluto andare via. Io volevo fare l'ultimo anno, la mia idea era fare l'ultimo anno ai Boston per poi andare appunto con Jordan, ma è andato via prima, quindi cazzi suoi. Qua abbiamo i Clippers, anche i Clippers hanno Magic, ma no, è andato via anche lui giustamente, no, anche i Clippers finiti, allora Atlanta, vabbè, e anche Miami appena arrivati, gli Hornets, vabbè, Utah, niente di che. C'ho Sacramento, è vero che c'è Bird, però insomma una squadra comunque non devastante. I Knicks neanche, sì, tutte squadre un po' così sinceramente. I Lakers stanno cominciando a rifondare, hanno anche Kevin Jones, ma è una brutta squadra. Orlando, niente di che. Ecco, Dallas può dar fastidio quest'anno. New Jersey direi di no. Denver direi di no. I Pacers direi di no. I Pistons sì, possono rompere i maroni. Houston, Carmelo e Stockton sono rimasti. E l'anello è possibile, assolutamente. San Antonio, insomma. Phoenix, insomma. Seattle, sì, è forse la favorita quest'anno. Isaiah Thomas, Reggie Miller, Joey Dumars, Chuck Person. Ragazzi, bella squadra. Gran bella squadra Seattle, assolutamente. Minnesota con Brian Scott che è andato via. Portland da Drexler, ma poco altro. Qua David Robinson sta salendo. E qua, vabbè, i Bull. Ecco, cosa? Ah no, ok, ma no, ho preso paura. Ok, ok. Siamo comunque una buona squadra, ma non la più forte. Raga, sotto il comodone veneziano si ricomincia con Michael Jeffrey Jordan. Air Jordan. Ciao!